Giovedì 5 e venerdì 6 aprile è andata in scena la prima edizione del torneo Città di Este, riservato a squadre femminili della categoria Under 14. L'evento, organizzato dalla società Pallavolo Este in collaborazione con il Comune di Este e il Comitato Provinciale FIPAV di Padova, ha visto la partecipazione di 6 formazioni, 4 venete, Este, Libertas Corzè, Unione Sportiva Torri e Volley Team Verona, oltre ad Anderlini Modena e Foppa Pedretti Bergamo, 2 tra i migliori team italiani. Sicuramente devo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano a realizzare questo torneo e principalmente le squadre che sono venute qua, questo sì, tutte le squadre, i loro dirigenti, gli allenatori che hanno creduto appunto in questo torneo. Però dobbiamo ringraziare, oltre all'amministrazione che ci mette a disposizione gli impianti, che ci mette a disposizione il materiale, dobbiamo anche ringraziare sicuramente la Federazione di Padova, in particolare nel suo presidente Stefano Camporese, la Federazione regionale e tutti quelli appunto che ci stanno dando una mano come nostri piccoli sponsor o grandi sponsor, quindi da cominciare da Petra che ci dà il nome. La nostra volontà sarebbe quella di ripetere l'esperienza l'anno prossimo, naturalmente riuscendo a riportare queste squadre qua sarebbe proprio il massimo per noi e magari allargarlo anche ad altre società della zona in maniera da poterlo portare magari a 12 squadre invece che farlo ancora a 6. Le gare di qualificazione, ospitate negli accoglienti impianti della nuova palestra ITIS e del Pala Este, vedevano distinguersi particolarmente le ragazze dell'Anderlini Modena. Nel pomeriggio del venerdì santo gli incontri decisivi, giocati al meglio dei 3 set. Nella finale per il terzo e quarto posto, il Foppa Pedretti Bergamo, campione d'Italia Under 14 nel 2010, faticava più del previsto contro un generoso Volley Team Verona, vincendo per 2-0 ma con parziali tirati. Noi siamo venuti qua a Este perché non conoscevamo la realtà veneta. Mi ha sorpreso il livello medio buono di queste squadre che giocano una buona pallavolo e che ci hanno messo duramente in difficoltà sicuramente. E ripeto, secondo me la zona qui anche di Padova intorno è molto migliore di quello che si può trovare a Bergamo e Brescia, escludendo Milano. Manca probabilmente la squadra di vertice che fa la differenza e che tarizza un po' l'attenzione di queste squadre. Voglio fare i complimenti all'organizzazione per l'ottima organizzazione, mi ripeto, del torneo, però raramente si vede un torneo di questo livello organizzato in questo modo qua. Per quanto riguarda noi, ci siamo confrontati con un alto livello, pertanto il confronto è stato molto interessante e molto stimolante. Abbiamo capito qual è il livello nazionale perché faranno le finali nazionali sia l'Anderlini che la Foppa Pedretti molto probabilmente, pertanto noi confrontarci con un livello del genere è stata una scuola più che un torneo. Ottimo livello tecnico e grande agonismo caratterizzavano la finalissima tra l'Anderlini Modena e le vicentine dell'Unione Sportiva Torri, fresche vincitrici del titolo provinciale. Emozionante il primo set, giocato punto a punto e risoltosi sul 30-28 per il Torri. L'Anderlini si scuoteva nella ripresa, staccando le beriche sul 10-4, ma poi subiva la rimonta nero-verde venendo raggiunto sul 17 pari. Il finale premiava la maggior lucidità delle modenesi che chiudevano sul 26-24 prolungando la gara al tiebreak, dove però era l'attacco del Torri a fare la differenza, con le vicentine che prevalevano per 15-10 conquistando il trofeo. È stato un torneo molto complicato anche perché ci mancavano molti titolari. Abbiamo incontrato squadre molto forti che comunque abbiamo affrontato con molta carica. E la prima partita contro questa squadra della finale era andata molto bene, avevamo fatto un gran recupero. La finale invece magari eravamo anche un po' stanche e è andata come è andata. Abbiamo avuto un'ottima prestazione da parte dei 2 centrali in attacco, ci è mancato un po' l'attacco forse dei 3 laterali, dei 2 posti 4 e dell'opposto. Nel complesso un grande complimento a Torri che secondo me ha fatto un'ottima partita. Ottima crescita rispetto alla partita di ieri, noi potevamo fare qualcosa di più, soprattutto come ho detto all'inizio il muro difesa, però ancora complimenti alla squadra di Vicenza che ha vinto il torneo. Sì, è stata una bella vittoria, anche una bella soddisfazione. Ecco, siamo andate avanti tanto con la partita e penso che abbiamo anche giocato molto bene perché ci siamo uniti di più, la difesa è andata alla perfezione praticamente.
Il gruppo è stato fantastico, tutte fantastiche le ragazze, il torneo, un bel torneo. Siamo partite così ieri, le prime 2 partite, poi c'è stata sempre un miglioramento fino ad arrivare alla finale, dove veramente abbiamo fatto una gran partita da tutte e 2 le parti. Anche l'Anderlini Modena ha fatto una gran partita, siamo state brave a stare lì con la testa e a crederci su tutti i palloni. Siamo un po' vendicate della sconfitta di ieri nella girone. Le ragazze stanno facendo un buon lavoro, siamo arrivate prime in provincia, da sabato prossimo cominciamo con le regionali e spero che con questa vittoria le ragazze prendano fiducia, perché è da agosto che siamo in palestra, che lavoriamo per ottenere bei risultati. Le premiazioni concludevano questo riuscito primo torneo Città di Este. Gioia e soddisfazione per tutte le squadre partecipanti e un arrivederci al prossimo anno.